Buonasera, buonasera a tutti da Andro Mercù, bentrovati all'Arena Barcolana, perché questa è la settimana della Barcolana, un nostro grande fiore all'occhiello, la regata più affollata del Mediterraneo, 2000 vele meravigliose che vedete alle mie spalle, ma lo spettacolo vero è qui proprio tra le imbarcazioni, tra i marinai, tra la gente che misce in questo nostro stadio naturale, questo nostro anfiteatro naturale. Allora, ben trovati dunque a Cuffie d'Oro, primo gran premio della comunicazione radiofonica e non solo, e capirete fra poco il perché. Organizzato da One Minute e Devolution Tourist Marketing con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, grazie all'assessore Federica Seganti, al quale io dedicherei un bel applauso che è sorto spontaneo, non c'è stato bisogno di richiederlo, è partito prima che io lo richiedessi. Naturalmente ringraziamo anche la Diga, Isola di Trieste, e Stars Hotel, Savoia, Excelsior Palace e Modi RL. Ma c'è qualcuno che si è inventato questo premio pensando alla radiofonia, che è il mezzo per me più bello, ma non credo solamente per il sottoscritto. E mentre i musicisti, e che musicisti che andremo a presentare con tutti gli onori, si stanno preparando e stanno preparando gli strumenti, chiamiamo colui che ha inventato questo premio, l'ideatore, l'inossidabile Charlie Gnocchi! Evola! Ciao, come voi ben sapete c'è la crisi, molti si aspettavano un premio serio. Guarda, il microfono è già... Cioè, non vorrei dire, ma l'effetto è stato... Un'organizzazione seria, Sì. degli invitati seri, degli ospiti, un presentatore. Vi faccio vedere un capolavoro, le cuffie d'oro, fatto in Cina. Molti di loro non se lo dimenticheranno. Le cuffie d'oro, voluto e realizzato invece qui in Italia dallo scultore Giulio Galgani, rappresenta l'eccellenza della radio nazionale. Vi assicuro che i partecipanti di questa sera sono delle vere star della radio. Alcuni di loro non sono in voce, sono dei direttori, sono dei grandi, dei grandissimi, e ringrazio veramente la Seganti, la Regione e tutti quelli che sono venuti, perché sono venuti solo per questo oggettino da 14,50 euro. In realtà noi ne abbiamo presi un centinaio. Non sono da solo, ho voluto il meglio della musica che non costasse più di 400 euro. Alberto Radius, ex Formula 3. C'è crisi. Molti mi dicono, come direttore artistico devi dare un taglio a questo premio. Io ho dato un taglio, mi sono consultato anche con l'uomo del momento, Tremonti, che abbiamo in linea. Buonasera Gnocchi, e buonasera a tutti gli amici che gremiscono le rive in questa giornata, in queste giornate di Barcolana. Un saluto. Gnocchi, se lei mi permette, volevo approfittare di questa vostra cornice. Dica. Per dirle che fugare qualsiasi dubbio, quest'oggi mi ha chiamato Berlusconi e mi ha detto ti adoro. Sì? Cioè ci dai questa notizia, non la dà Cruciani, non la dà la Zanzara, la diamo noi. Sì, però ha sbagliato numero. Ah, vabbè. Ha sbagliato numero. Grazie Giulio, poi ci ricollegheremo con il ministro Tremonti per farvi capire che insomma è uno spettacolo preparato da mesi e mesi, piccolo stacchetto musicale della band di Radius che suona ancora, non ha quel morbo lì. Basta, va bene, cioè, c'è una serata rock. Allora iniziamo subito, non sarò da solo, abbiamo Andro Mercù. Andro, vieni. Eccoci. Partiamo subito. Olè. Cioè, dobbiamo essere veloci, Primo premio, dai. Sì. Il primo premio, in attesa dei vincitori assoluti, è stata assegnata una cuffia d'oro Local Edition. Sì. L'hai scritto te, quindi insomma io dico quello che dici tu. Lui insomma è un bravissimo, un nostro fiore all'occhiello, perché è locale, però si è fatto largo anche a livello nazionale. Stiamo parlando di Paolo Zippo con la sua mattinata scatenata su Radio
Company. Un applauso, Zippo. Ma sei proprio slanciatissimo e tonico. Miglior comunicatore radiofonico triestino in Italia. Chi lo premia? Chi lo premia? Triestini, non siate avari con gli applausi, bravi. Chi lo premia? Chi lo premia? Le motivazioni normali o anormali? Allora, le motivazioni ce le siamo inventati. Dovevamo Sì, premiare un assolutamente. triestino, insomma, dai. Quindi facciamo seriamente le motivazioni. Ok. L'oramai storico speaker di Radio Company. L'oramai storico speaker di Radio Company, perché guardi? No, insomma. Noto, ma c'è il microfono, almeno dargli un microfono, perché questo si è ammosciato clamorosamente. Abbiamo 20 da premiare, Sì, dai, quindi bisogna andare avanti. Ok, allora, Dai, Andro. l'oramai storico speaker di Radio Company, ti metti qua, Sì. noto anche per le sue sveglie di prima mattina, quindi ti odieranno, ha contribuito ad elevare e diffondere il nome e la cultura di Trieste a livello nazionale, hai portato i parenti, con la sua professionalità caratterizzata anche da un incredibile entusiasmo e da uno spirito partecipativo mai domo. Paolo Zippo, grande! E proseguiamo, ormai abbiamo incominciato, chi si ferma è perduto. Primo premio alla carriera. Primo premio alla carriera, quale miglior DJ non può che essere Federico l'olandese volante, Radio 101. Aia. Il microfono magari, sempre quello moscio, lo possiamo usare. Allora, one man. Ecco, belle scarpe, Ecco, vediamo un po'. Io non lo so Allora, chi Federico Sì. è il mio testimone, io faccio scarpe. Ci ho impiegato un anno a fare scarpe di Federico. Avete visto? Queste sono le snobs. Se riescono a calzare il mio enorme piede del 48, vuol dire che sono delle scarpe eccezionali. Allora, sembra che tu abbia due salsicce. Comunque, Allora. Federico, una cosa importante, abbiamo una presenza femminile che premia Federico. Non c'è bisogno di dire niente di quest'uomo, trasmetteva già all'epoca delle chiatte degli antichi romani, cioè trasmetteva da una barca, da Radio Veronica, poi ha trasmesso in tutte le radio private italiane, è fresco, è giovane. Ha messo su qualche chilo, ma Federico Vabbè, quello ancora è lo secondario. ascoltate a Radio 101, è uguale a 30 anni fa e riscuote un enorme successo. Grazie. Li E vogliamo questa è molto la cosa bene. fondamentale. One man, one voice. Va Premio bene. Star Hotel Savoy Excelsior Palace. Sì. Leggeremo le motivazioni, ma prima chiamo l'assessore Federica Seganti Vieni. insieme al general manager Star Hotel Savoy Excelsior Palace, cioè Riccardo Zanellotti. Entrambi premieranno. Ecco che sale il nostro Scusa un attimo, assessore. Dica. ma quando c'è Federico il palco è omologato per 300 kg, Sì. scendo io. Ok, vabbè, scende Charlie e siamo al momento delle motivazioni. Qua ho scritto Nichi Vendola, mi dispiace assessore, non è perché proprio per lei sia al top, ma comunque da oltre 40 anni il DJ è per antonomasia. Tutti hanno cercato di imitarne lo stile e la presenza senza eguagliarne l'eterna freschezza. E andiamo avanti. Lascia in particolare stare, dai, timbro dai, di voce, dai. vabbè. Andiamo avanti, è dotato di un'eccellente competenza musicale valorizzata dalla sua ironia sopraffina. Eccolo qui. E lui, Federico l'olandese volante, portiamo Grazie per mille. gentilezza. Mi piace veramente essere in questa fantastica città e ricevere questo premio alla carriera, e spero l'anno prossimo di riceverlo anche per la trasmissione, perché non è che faccio solo la carriera, continuo a fare radio. Vabbè, ci mancherebbe, guai se attenzione. no. Allora, io prego la nostra Doris, che dovrebbe essere alle tue spalle, di consegnare all'assessore, che è Posso la baciarla? premiante, che qua abbiamo fatto. Ecco, lo vedi, lui se ne approfitta. È incredibile. Allora, assessore, sì. No, Federico, non scappare, quello se ne va, ragazzi. Cose mai viste? Guarda. Assessore, si metta al microfono, per gentilezza. Federico, non mi scappare. Guarda, questo mi combina un disastro. Ecco, l'assessore ha preso finalmente il microfono e la situazione in mano. Ecco, certo. premia l'assessore Cioè, mi insieme. premia lui a me? No. Allora possiamo fare l'inverso. Premia Federico l'olandese volante e l'assessore Seganti e naturalmente Riccardo Zanellotti. Beh, insomma, un Allora, momento. Organizziamoci, io prendo le cuffie.
evidentemente possiamo fare uno scambio veloce, l'importante è che insomma si parli di radiofonia. Va bene, Assessore, è tutto Le a posto? motivazioni ce le abbiamo. Le motivazioni Le sì, le ho cuffie distrutte, anche, le cuffie il anche. premiato anche, con Gli l'impegno che orologi, però gli orologi, si continua quelli della a fare Barcolana. radio. Anche perché io Gli ricordo- orologi, quelli della Barcolana e quelli di Charlie Gnocchi. E qui penso che siamo riusciti a fare in questa baraonda. Charlie è sparito, non lo so, lui è andato via, è sparito. Si è non emozionato. E ci questo sta. movimento è tutt'oggi Si è che lo emozionato. proviamo. Adesso poi Eccolo tra qua. 10 Allora, minuti riesco Questa ad era la saltarsi. prova, Segniamo ok, sto questa era la premio, prova, io vado. Dai, Cioè, un perfetto. po' di ritmo, no? Benissimo, Sì, infatti ecco. accomodatevi un attimo, accomodatevi tutti, anche Andro. Sì, me ne Grazie vado. Federico, grazie. Facciamo accomodare, grazie Assessore. Accomodatevi un attimo, grazie. E i movimenti sono nuovi, cioè li stiamo un po' rodando. Allora Alberto, vai con questo stacco. Sentite Alberto. È l'unico che sa fare. Francesco Migliozzi, Radio 101 Rock. Vieni su. Vai là, vai là. Alt. Allora, intanto di che radio sei? Virgin Radio. Solo rock fanno. Guardate come si è vestito. Sembra un impiegato di banca. Ma guarda che rock Sei la anche radio di questo. Richard Ma cosa Branson. vuol dire? Cosa c'entra? Cosa c'entra? Ma ti si presenta rock così. nell'anima. Qua a Trieste sono eleganti, ma sono anche ganzi, sono... Oh. Vabbè, comunque lui è stato anche il mio direttore a Radio Dimensione Suono, grande producer, è soprattutto un grande conoscitore della musica rock. Come si chiamava questa canzone che ha fatto Alberto Radio? Guarda, cioè, a me mi ha messo a Virgin Radio proprio perché non ci capisco Non nulla capisci di un rock. cazzo. Hai capito? Allora l'hanno messo a Virgin Radio perché non ne sa un tubo, però è una brava persona. Noi premiamo anche le brave persone e soprattutto prende uno stipendio limitato, non prende la Costo tredicesima povero. e lavora 15 ore al giorno per il gruppo Azan Finelco. Premia, chi è che premia? Finalmente Andro. Zitta! Zitta! Zita! Zitta! Zitta! Trieste offre anche la bellezza e la bravura di Zita. Vieni Zita, grazie. Ecco, una Buonasera, giovane buonasera. presentatrice che vogliamo lanciare. Ti prego di leggere le motivazioni. Spero non nelle immondizie. Spero non nelle immondizie. Mi lanciate qua. Vabbè. Allora, il grande coraggio di aver stravolto la scaletta musicale. Il suono rock dei più grandi gruppi e delle band emergenti rendono Virgin Radio l'emittente più innovativa, giusto? Vado bene? Ok, meno male. Rivoluzione anche nel packaging e nella promozione, senza contare lo stravolgimento dei programmi classici pop. Allora, grazie Zita, dobbiamo dargli le cuffie d'oro a Francesco Migliozzi, se l'abbiamo il premio? Cuffie d'oro. Ce l'abbiamo? Arrivano. Perché Arrivano le cuffie e gli orologi. vanno a ruba, ne abbiamo solo 4. Dai. Prego, consegniamo, anche perché lo dobbiamo far andare a casa presto. Abbiamo un altro personaggio di Trieste che ci chiama spesso, se è in onda, se ci sente. Margherita! Caro grazie, Gnocchi, grazie, io grazie. saluto tutti Un quanti. saluto da Margherita Hack. Beh, ho sentito, caro Gnocchi, che le sue fidanzate la chiamano Neutrino Perché? perché dicono che a letto è più veloce della luce. Grazie Margherita, comunque ci venga a trovare quando vuole perché noi siamo dei suoi ammiratori, soprattutto Federico L'Olandese Volante. Si fermi Gnocchi. Oh, Mi perdoni caro Gnocchi. C'è una menzione speciale. Sì. C'è una menzione speciale. Premio a cui lei è Regione Friuli Venezia Giulia a Guido Monti, Station Manager di Radio 101. Sì, gliela diamo, abbiamo il suo premio, purtroppo Federico lo viene a riprendere, quindi io devo Quindi scendere. torna lui, ecco, deve scendere. E c'è l'assessore Federica Seganti che ritorna. Tu la devi smettere. E stavolta l'assessore ce l'ha fatta. Premio speciale. Le motivazioni. Vive da sempre la radio a 360 gradi, partendo da conduttore per arrivare attraverso esperienze in svariate radio nazionali all'attuale ruolo di station manager di Radio 101, emittente che ha avuto il coraggio e la capacità di rivoluzionare nella sostanza e nell'immagine del prodotto editoriale. Il maggior impatto promozionale dell'attuale 101 all'insegna del nuovo claim Forever Fun hanno garantito risultati eccellenti certificati da cifre e commenti positivi.
Guido Monti è riuscito anche a schiacciarsi il dito. Un applauso per quest'ennesimo. Hai detto veramente tutto. Guido Monti è un altro di quelli nella radiofonia privata che è riuscito a portare la radio attraverso il guado fino appunto al 2011, perciò un applauso per Guido Monti, grazie. Grazie e complimenti a Guido Monti, grazie all'assessore Federica Seganti e naturalmente a Federico l'olandese volante che si è prestato e ha ricevuto il premio in rappresentanza. Charlie! Tra di noi non ci sono solo dei radiofonici, della gente che sa ben parlare, ma ci sono artisti veri. Io non vi dico niente, sentirete una base musicale e sentirete una voce che è diventata familiare a milioni di italiani nel corso degli anni. Maestro, abbiamo un grande personaggio, sentiamo, vai! Ogni giorno la vita è una grande corrida, ma la notte no. Ogni giorno la lotta, chi sta sopra, chi sotto, ma la notte no, yeah, yeah. Il mattino è un po' grigio se non c'è dentifricio, ma la notte no, 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 no. Io mi guardo allo specchio e mi sputo in un ecchio, ma la notte no, yeah, yeah, che stress. Lo diceva Neruda che di giorno si suda, ma la notte no, 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 no. Rispondeva Picasso, io di giorno mi scasso, ma la notte no. E per questa rottura non si trova la cura, ma la notte no, 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 no. La morale s'affloscia, il morale s'ammoscia, ma la notte no. Che stress, s'ammoscia di giorno, ma la notte no, 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 no. Che angoscia di giorno, ma la notte no. S'ammoscia di giorno, ma la notte no, 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 no. Che angoscia di giorno, ma la notte no. Giorno, mi tormenti così. Giorno, mi fai dir sempre sì. Yeah! Ma la notte, nana, ma la notte, 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 no! Cia cia cia! Ma la notte, vivo, ma la notte, 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 no! Cia cia cia! Ah. One Woman, One Voice, premio Star Hotel Savoy Excelsior Palace a Silvia Grazie. Anni Chiarico, Bravissima Silvia, grande cantante. RTL 102.5. Lo meriti. Premio alla carriera, venite. Premia Riccardo Zannellotti, General Manager Star Hotel Savoy Excelsior Palace, che ci ospita, eccolo che arriva, e arriva anche Doris Vai, con Doris. il premio, e quindi noi non possiamo che ringraziare anche Exit Model, insieme alla nostra bellissima Doris. Ha qualcosa da dire in sua discolpa? Leggiamo le motivazioni. No, vai bene, vai Andiamo bene, con dai. le motivazioni, se è d'accordo naturalmente. Vai, leggi le motivazioni. Assolutamente. Una tuttofare radiofonica tornata prepotentemente alla ribalta su RTL 102.5 dopo anni di Rai e altre emittenti private, passando da concerti, recitazioni, nottate televisive arboriane e da tutto quanto fa spettacolo. Classe d'ironia che le giovani leve vorrebbero, ma Brava. Aspetta che schiatti, ma non schiatto. Ragazzi, fa la notte su RTL. Ancora fa la notte dalle 3 alle 6 su RTL, 3 giorni alla settimana. Faccio la notte, sì. Tiene svegli milioni di camionisti che non sanno com'è realmente. Certo. Ma la applauso. voce, sai, la voce è la voce, ma siamo in audiovisione purtroppo e vedono, sai, oggigiorno, mi vedono cavolo, che vedono. I camionisti da non qua ti in vedono. su. Sono ancora convinti che sia
quella gran bella gnocca che è adesso, invece ti voglio bene, brava grazie. Silvia Nicchiarico. Come il un nuovo partito di personaggio Berlusconi? eccezionale, È eccezionale. vero che il nuovo grazie. partito di Berlusconi si chiama... Viva la gnocca. No, meno male che c'è la gnocca. Ah, sì. Scusa. Grazie Silvia. Questo un è quello applauso. nuovo. Grazie a te. Grazie, grazie Silvia. Vado. Vogliamo un altro pezzo? No, vogliamo un altro pezzo dopo. Vogliamo dopo un altro pezzo, perché Assolutamente, tu grazie hai anche al interpretato e cantato un pezzo che poi li Alla stupirà. grande. Grazie Io Silvia esco Nicchiarico. con Silvia. Sì. Allora, questi sono due amici, hanno lavorato con me anche loro a RTL 102.5, sono una coppia di uomini consolidata, da anni trasmettono. Voglio molto bene a questi due perché secondo me fanno ridere e fanno una radio sempre imprevedibile. Viscardi, Benson, venite su. Ci sono anch'io. Sì, brava, infatti ti voglio. Venite su perché mi date una prova della vostra demenzialità. Venite su. Salto, volevo un salto. È in arrivo il programma più sgrammaticato d'Italia. Su Number One, morire Graham per piacere. Benson e Luca Viscardi sono gli inaffidabili. Cioè, loro due Questa volta vai, sarebbe una volta buona, grazie. c'erano altre coppie, loro due sono venuti subito appena gliel'ho detto e secondo me alla fine il premio se lo meritano anche. Ma in realtà erano anni che eravamo lì proprio chiusi dentro la radio in attesa, speriamo che qualcuno ci chiami per un premio. Appena tu ci hai chiamato, noi sono 6 giorni che siamo qua, Lo so. dal giorno dopo che ci hai Allora telefonato. io vi voglio far vedere qui in diretta come avviene una gag radiofonica tra i due e la malcapitata presentatrice. Andate. No, ma io cosa c'entro? Io No, davanti Gianni, a lo sai lei che non siamo capaci. rimango a bocca chiuso. Forse Allora, è per chi meglio. non avesse mai ascoltato il programma deve sapere che è poca cosa. Parli per te, la tua parte, la mia certo. è una roba stupenda. È poca cosa nel senso che la teoria che sta alla base del programma è che la vita è tutta un'attesa dell'happy hour, quindi noi aspettiamo da lunedì mattina quello che succede il venerdì sera. In mezzo a tutto questo c'è la speranza di Grant, con cui io lavoro da 20 anni, di riuscire prima o poi nell'approccio con una donna, cosa che negli ultimi 20 anni non è mai capitata. Luca. Può essere che il premio di questa sera, Grant, sia che finalmente dopo 20 anni anche tu... E lei il mio premio? Allora tu prendi quelle cuffie da 14 euro, io prendo queste qua. Ciao! Arrivederci a presto, grazie, ciao. Charlie, per favore. Ma lo lasci parlare qualche volta? sgrammaticato d'Italia. Dai, ecco, adesso È meglio, perché non se ti lascio comincio a mai parlare. parlare io, signorina, Jimmy? non si sa bene dove potrebbe andare. Aiuto! Charlie, torna Come per parla, favore. torna con come noi! parla bene il bergamasco? Quella aiuto, l'ho capito io. Aiuto! Charlie, per favore, torna, consegnaci le sono un cuffie. po' arrugginiti, però vi assicuro che non di sono solito male. vanno Funzionano meglio la mattina. Allora, chi dà il premio? La bellissima Miss qua di Trieste, la Doris. Doris insieme a Prego, Isa. Super prego. Doris. Insieme a Isa. Isa, prego. Le motivazioni, le Sì, diciamo? leggilo. Allora, diciamo le motivazioni. Allora, sono due vecchie conoscenze della Wow, 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 radiofonia. wow, wow. Giovane. Me l'hanno scritto così. sì, io- sì, poi parlo ok. con gli autori. Sono due giovani conoscenze, va bene, della radiofonia privata italiana, avendo entrambi lavorato per numerosi network, eppure in coppia rappresentano un modo di conduzione assolutamente spettacolare. L'ho scritto bene, Wow, però, wow, è scanzonato. Rincorrendosi in lunghissimi sproloqui, sempre esileranti, va bene? Fino a qua, ok. Poi senti questa che non so chi l'ha scritta. Ascoltate gli inaffidabili e noterete quanto siano accordati come due archi. Come due tromboni. Pura poesia. Grazie di nuovo, prego. Oh, abbiamo una sola cuffia, hai visto il costo di questa scultura? Number One, Prego, Graham Benson prego. e Luca Viscardi sono gli inaffidabili. Grazie Luca, Vi accompagno. grazie Gran. Dai veloci, dai. Tanti baci. Dai! Allora non è solo radio, ma è anche comunicazione. Un personaggio che è un amico, lo vedete in televisione, è un tuttofare, ma soprattutto è un inviato di Striscia la Notizia. Moreno Morello è un personaggio incredibile, perché vieni. Allora Morello fa degli inseguimenti, a volte Morello è senza fiato, voi non avrete visto sicuramente centinaia e centinaia di suoi servizi all'inseguimento di malfattori, spesso io dico di colore, cioè ben dotati, cioè malfattori che corrono. Non sono di colore.
Vabbè, adesso te lo dico così. Inseguiti anche di Inseguiti il povero Negretto. Comunque, va bene, questa cosa qua ci sta, è scorretta, ma Diciamo che loro sono quelli più forti Ecco, perché bravo. hanno le fibre più corte e sono i più veloci. il premio che diamo a Moreno è il premio lingua italiana. Nonostante lui corra, si sguaiattoli, si imbuchi, riesce sempre... Guaiattoli non mi risulta. Bravo, però, hai capito? bravo, vedi, Era vedi. un quiz, io dovevo beccare qual era il termine. Lui riesce sempre a essere impeccabile con la lingua italiana e quindi noi l'abbiamo premiato per questo. Infatti leggo il suo messaggio. La motivazione. Sono contento a ritirare le scuffie d'oro alla Balcolana di Trieste, conscio di non poter non rappresentare, pur non avendo a volte i requisiti non idonei, la categoria degli udenti radiofonici. Qualora abbia anche queste qualità sopra citate, lo ricordassi agli organizzatori che non si disturbassero a venirlo a prendere. Questa è esatta, la mail che ti ha mandato questa mattina. Questa è una boutade degli autori di questo programma. Adesso fammela in italiano. Ah, perché ci sono degli autori. Ci sono degli autori, Sono ricercati. Abbiamo scritto, questo programma è tutto scritto, ma a volte sembra che noi della radio improvvisiamo, cazzeggiamo. C'è una scaletta che viene fatta da Andro Mercù da circa un mese, già fatto 80 scalette. Te pareva, guarda. Ma è una cosa incredibile. Scaricato la responsabilità. Morello, la mettiamo al condizionale. Così non la posso fare. Dai, Morello, Io non avrebbe mai pensato Dai. e con malcelato orgoglio, no, io invece di fare questa cosa, io racconterei com'è arrivata questa cosa della lingua italiana a striscia, che non lo sai neanche tu che non mi seguivi. Raccontacelo. Io purtroppo, per arrivare alla corte di Ricci, tu lo sai, ci vogliono idee frizzanti, Sì. ci vuole qualcosa di nuovo. Io purtroppo non avevo le notizie per fare striscia alla notizia, mi mancava l'elemento fondamentale che era la notizia. Ascoltatelo perché non Ho sbaglia detto, mai neanche una virgola. Spingo sul linguaggio e i miei primi servizi furono di livello molto pedestre, hai capito? Sì. Praticamente mi dettero un signore che si era fatto tatuare in giapponese forza e onore, ma gli avevano sbagliato la scritta, c'era scritto tipo forte odore, una roba del genere. Qualcosa del genere, ed era incazzato. Come la portavo io la notizia? Feci proprio una requisitoria su questo refuso epidermico e questa cosa passò la notizia. Il sindaco, poi c'era un paesino, aveva un sindaco, il sindaco per non far passare la pista ciclabile sul suo giardino l'aveva stretta al punto tale che non passava una bicicletta, giusto? E io feci un'invettiva contro la stenosi stradale che aveva attentato all'incolumità. E poi l'ultima che esatto, poi alla fine un'altra che non era una notizia ma riuscì a portarla, era una famiglia disperata perché aveva uno zucchino di 2,36 m che il Guinness non gli riconosceva. E allora portai la disforia di questa famiglia dotata dell'abnorme cucurbitacea e questa notizia messa così riuscì a passare a striscia. Ha detto quasi quasi resta qui, ci hanno detto, e sono rimasto lì. Se lo merita, dai, diciamo la verità, se lo merita. Bravo. E Chi lo adesso premia? ci vogliono le motivazioni. Innanzitutto premia il direttore generale della Diga Isola di Trieste, Francesco Comotti. Eccolo qui. Eccolo qua, ritornano, Comotti. vieni qua. Ritornano anche Doris insieme ad Isa con i premi, ma prima di tutto dobbiamo leggere le motivazioni. Così è. Dunque, ascolti caro Morello. Morello, bianco vestito inviato di Striscia la Notizia, si distingue per l'eleganza delle esposizioni sintattiche e lessicali utilizzata nei suoi servizi televisivi. Punto. Egli inoltre, contravvenendo alla regola che trash fa ascolto, porge l'educato eloquio sia ai sedicenti truffatori di cui va a caccia sia al pubblico che lo segue sempre più appassionatamente. Sono commosso. E per la prima volta non sono quello che ha le scarpe migliori sul palco, vero? Perché lui sono tutto un è programma, riuscito la a vostra, mettermi in ombra e non era ancora mai successo, devo dire. Allora, Bene. eccoci, allora Doris che Grazie davvero. consegna Grazie. a Moreno grazie Morello, prima a Francesco Comotti naturalmente. Grazie. Ancora l'orologio, non te ne devi andare senza Allora, l'orologio. dai, andiamo avanti. Te pareva, se ne approfitta. Andiamo avanti, Se ne dai approfitta. che ne abbiamo tanti. Forza, andiamo, riaccomodiamoci. Vai Charlie.
Allora, miglior programmazione radiofonica, questa è la radio di programmi, è una radio che io amo tantissimo perché è lì che ho iniziato e ho iniziato proprio con lui, quindi c'è la mia partigianeria, è Rete 105, Radio 105, Angelo De Robertis. Allora, io lo dico molto, lavorando in un'altra radio, ammetto che loro nei programmi innovativi, nei personaggi, sanno sempre cogliere la realtà, le cose che vogliono i ragazzi, sono anche estremi, però la loro radio è fatta di tanti programmi divertenti e sempre, diciamo, in contatto con quello che succede tra chi vuole la radio così scanzonata. Angelo ne è un maestro, e ne è un maestro nella produzione. Vi ricordo comunque il bravo Marco Galli, lo Zoo, difficile a volte da digerire ma bravi, e tutti gli altri bravi tipo Alvin, tipo tutti quelli che sono con te. Bravo Angelo, brava Radio 105. Allora un complimento va a Charlie Gnocchi, che è riuscito a inventare questo premio ed è riuscito a dare importanza alla radio. Io dopo 30 anni che faccio la radio, ho fatto il DJ, ho fatto il programmatore, adesso sono direttore, ancora adesso ho un'emozione quando mi trovo su un palco a parlare di radio. Viva la radio, viva tutte le radio, viva Charlie Gnocchi che ha inventato questo premio, bravo! Fatto perché devo campare. Va bene, grazie Angelo. Allora, chi premi Angelo? Vai, perché io ti ho fatto premiare Angelo perché spero che tu da Trieste possa andare in un network. E lui sta cercando di spingermi in tutte le maniere. Dai, vai, quindi, zitta. devo premiarla io, mi dispiace per lei, so che magari voleva. Nomen omen. Zitta. Allora, Angelo De Robertis ha saputo predisporre un palinsesto tra i più completi di tutta la programmazione radiofonica privata italiana, con un'eccellenza di personaggi protagonisti nel linguaggio, nei format e nelle scelte musicali, sempre di tendenza. Radio 105 infatti ha stupito tutti per le performance di ascolto nelle diverse fasce e categorie. Allora, le performance sono monitorate fino a 2 anni fa. Io spero che presto torni un'indagine d'ascolto che dia onore a questo mezzo, a questo media, che merita di essere monitorato e valutato per quello che è. E poi vorrei condividere questo premio con un editore, con un personaggio che ha inventato la radiofonia nel 1976 e si chiama Alberto Azzan ed è quello che ha costruito dei progetti come Radio 105, Virgin Radio e Radio Monte Carlo. Complimenti a tutti, grazie. E che lo paga da circa 20 anni. Ho comprato anche la casa grazie ad Azzan. Grazie. Chiamiamo i premi perché sennò va via senza diamogli premio. i premi perché lui ha bisogno di premi. premi. È pagato da Azzan arrivano. anche per dire queste cose. Grazie Angelo. Grazie foto, grazie Angelo. Radio 105, bravissimi, bravissimi tutti, veramente. Ora arriviamo ad un punto a cui tengo tanto. Fatemi vedere le cuffie d'oro. Fatemele vedere. Dove sono? Cuffie d'oro! Allora, le cuffie d'oro sono del mio amico scultore aretino Giulio Galgani. Per darvi l'idea di come sono costruite e del valore artistico ho chiamato un personaggio. Mario, vieni. Vuoi anche le cuffie già vicino? Sì, sì, vieni. Mario Cuffie. Marenco. Mario. Marenco, 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 Marenco. Qua allora, ci dia una descrizione di come lo scultore aretino Giulio Galgani si è inventato queste cuffie. Facciamole vedere, facciamole vedere. No, lui si è messo in mente di fare una bella cuffia e ci ha pensato, poi ci ha pensato molto e all'ultimo, dopo molto tempo, ha finito e ha fatto sta cuffia. Come vede questa cuffia cioè anche lei che è architetto, dal punto di vista proprio dei materiali, dell'utilizzo sapiente del bronzo e anche della doratura. Sì, lui ha insistito molto sulla esecuzione. Una volta che si è messo in testa di fare sta cuffia, si è molto concentrato e poi dopo un bel po' di tempo, paf, la cuffia era fatta. Sì, vabbè.
se dovesse dare un giudizio comunque estetico su questa cuffia, le sembra un premio riuscito? Sì, la cuffia che lui si è messo in mente poi di regalare sta cavolo di cuffia, a furia di ripensa, poi fa decantare questa idea, l'ultimo, sta cavolo di cuffia è fatta. Mario Marenco, insomma, tanti anni è stato libero di fare tutti i personaggi che vuole. L'ho portato io da qua a Roma e abbiamo fatto un viaggio esilarante. Siamo andati a ritirare addirittura le cuffie da Giulio Galgani, lo scultore, e siamo qui a Trieste insieme. È divertente stare con lui, io lo ammiro da tanti anni, penso che Arbore gli debba tanto, non la metteranno mai, che lui e anche il buon Bracardi, devo dire, ci avevano fatto veramente tanto ridere ed erano liberi e un po' pazzi, a volte anche non li capiamo, ma penso che apprezziate con me il fatto che lui insomma ha una carriera e questa sera merita questo premio. Sì, grazie. Sì. Va bene. Chi vuoi che ti premi? Da chi ti faccio premiare di queste tre? O da quella bambola lì o da quella bambola lì o da quella bambola lì. Va bene, ha fatto anche Riccardino, ha indietro tutta. Un applauso Mario Marenco. Grazie Mario. Adesso le tue. Si è rubato tutto il microfono lei. Sì, scusa, volevi leggere anche le motivazioni sì, o no? leggile. No, se vuoi anche. Le leggiamo. Leggiamo. Allora, Angelo De Robertis. No, è già andato. Lui è già andato, infatti. Però volevo ricordarglielo. No? Sì, che premio ha preso? È stato attento lei? Io so chi è lei. Zita Fusco. Mario, lo so. Non lo so. Che disastro. Travestito. Stiamo lanciando. Allora, no, leggevamo queste motivazioni perché io volevo leggerle per bene. Vuole leggere anche quello dell'altro? No. Andiamo avanti. Allora, insieme a Giorgio Bracardi ha inventato i personaggi ironici demenziali alla radio, creando all'interno del mitico Alto Gradimento di Arbore e Boncompagni esileranti macchiette apprezzate da generazioni. Riascoltando quanto si inventava questo signore, si capisce che all'interno del genio comico alberga sempre una sana e consapevole follia. Genio e sregolatezza. Grazie. Mi fate uno stacchetto musicale? Li paghiamo poco e poco fanno, è così, se non li paghi non si spremano. Allora Valeria Benatti, Valeria Sali, la lady della radio italiana. Sali, Andro è tutta tua. Opla, ci siamo riusciti. Valeria Benatti, voce storica di RTL 102.5. Viva l'Italia con Angelo Baiguini. È il mio ascolto preferito. Che succede? Aspetta un microfono, è scappato, Charlie ci ha lasciati. Magari un microfono, grazie Alberto. Grazie. Allora, Valeria, miglior voce femminile multimediale. Sei una donna multimediale. No, ve la siete inventata bella questa. Beh, Perché insomma, la voce multimediale dovete spiegarmela. Io te la spiego, vi ringrazio, volentieri. mi avete invitato, sono venuta perché Sì. quando mai mi invitano ancora? Cioè, il primo premio che prendo nella mia vita, approfitto. Però ma la è voce buono multimediale questo. non l'ho capita. Allora, multimediale, sei voce storica, donna Come radiofonica. fa la voce a essere multimediale? Multimediale Da dove nel esce? senso che ti adoperi in svariati campi della comunicazione, Sì. quindi televisione, appena è cominciata una tua Sì. trasmissione televisiva che fa parte di un progetto più ampio, Sì. Kitchen in Love, che è anche un libro che hai scritto. Ah ragazzi, più multimediale di così? Sì, vabbè, non è la voce però. Vabbè, Però, visto che adesso siamo non in campo stiamo qui, no, ma non vorrei radiofonico. che poi ci dicessero che non è corretto da un punto di vista dell'italiano. La voce tu Moreno mi può insegni- andare
L'ha detto Morello, La quindi voce- siamo... Vabbè, se lo dice Morello allora Siamo lo d'accordo, prendo siamo d'accordo. tranquillamente, vi ringrazio. Prima di chiamare la premiatrice, colei che ti premierà, volevo ricordare che sabato c'è un appuntamento importante a Trieste presso la libreria Feltrinelli di Via Mazzini. Che Grazie. succede alle 17:30? Vi aspetto per presentare con Andro Mercù. E vai. Casuale, c'è una Mio marchetta sogno. mostruosa. Esatto, l'abbiamo preparata più giorni. più quindi- volte. 17:30 sabato qui a Trieste alla Feltrinelli presenteremo il mio libro con Andro Mercù. Per cui se ci Kitchen siete, in Love, venite. sentirete ancora parlare Sì, di questo forse, titolo. chissà. Vi può dare un applauso che Grazie. sorge spontaneo. Premia, visto che si tratta del premio Tele4, premia la presidente di Tele4, Donata Irneri. Donata, ben trovata. Arriva, fa pure rima, fra le altre cose. Sì, tu sei anche un poeta, oltretutto, multimediale anche tu però, Ammazzate voi, e lo vedi che qua le cose sono preparate. Allora Doris e Isa portano il premio, però ci sono le motivazioni, Valeria, vuoi sentirle? Conduce da anni Viva... Che vi state dicendo? State chiacchierando? Ma che Sono un po' spinose? spinose, un po' pungenti. Che Non hai male. visto come Gnocchi ci ha messo tutta l'anima per portare ste cuffie dal negozio cinese? Conduce da anni Viva l'Italia in coppia con Angelo Baiguini ed il suo successo è stato progressivo quanto costante, tale da consentirle di diventare la very normal amica di tutti. Elegante e colta, sempre attenta all'attualità e alle mode multimediali, e dai, Valeria incarna un nuovo stile trasversale da cui possono attingere anche altri media. Che vuoi di più? Basta, grazie, troppo buoni. Grazie. E noi ringraziamo naturalmente Donata Erneri e Tele4 anche per il supporto questa sera. Grazie, grazie Donata, grazie a Isa, grazie a Doris e grazie a Exit Model. Charlie, ancora lui. Chi si ferma è perduto. Io vi dico una cosa, c'è una cantante qua che è eccezionale, stiamo anche per dare spazio a quei personaggi che normalmente sono un po' tagliati fuori dal mondo mediatico e vi prego di prestare attenzione perché siamo in presenza di un fenomeno. Sì. Sei d'accordo con me? Assolutamente. Non è la Bora, non è un fenomeno... Arriva domani la ma Bora, è però, Zuleika Morsut. Zuleika, vieni. Donna Non è che bellissima. Morsut, non è che si mette a morre, ma guarda che Vieni, splendore. Zuleika, buonasera. Insieme a Gianni Riavez, Gianni e Zuleika, come capite non stanno insieme, cantano e basta. E ci canteranno la prima canzone che è un duetto in sloveno e italiano, vero? È un progetto unico, ci vuole anche un microfono. Abbiamo il radio pure, ecco guarda Gianni, velocissimo, pronto. Come non mai? Gianni Morsut. No, lei è Zuleika Morsut e Gianni Riavec. Riavez, prova a ripeterlo? Riavec. Bene, insomma. Ci stiamo riavendo con Gianni Riavec e cantano questa canzone metà in sloveno e metà in italiano. Prima di tutto ciò, lui che sa lo sloveno ci racconta una brevissima barzelletta in sloveno. Me l'hai promesso. Ma vi rendete conto dai. a che livelli Ma siamo piccola arrivati? perché è bravissimo, dai. Torej, pride očka domov, je v Struden in sin ga vpraša, očka, oponašaj mi psa. Ne, sem truden. Ne, oponašaj mi psa. Ne, sem truden. Potem oče na vse zadnje oponaša psa, na kar ga sin močno brcne in reče, zakaj si me brcnil, vendarle? Veš, kaj odgovori? Veš, kaj odgovori? È bella. Cioè, Ma non al di l'ho là- finita. Cioè, E devo dire la battuta finale. Bravo. Sem te brcnil, ker me je pes hotel ugriznit. Cioè, è bella, anche se non l'abbiamo capita, è bella. Vedo anche Ferrari e Alfonso un po' Ho allibiti. visto ma è Signorini bella, è che ha bella. proprio riso a... Ho capito Guarda, a l'unico che l'ha- crepapelle. l'unico Ti che è l'ha piaciuta capito- sta cosa? L'unico che l'ha capito bene è Migliozzi di Virgin Radio, la radio innovativa. No, ho così. capito anche io molto Allora bene. ragazzi, voi ci volete parlare di questo grande progetto italo-sloveno anche per migliorare pace. i rapporti e per migliorare proprio le relazioni diplomatiche? Prego. Inizia non a parlare, canta. Vabbè, poi si sono anche Allora- conosciuti alla allora devo- Barcolana, via Sì. Dio. Vi lasciamo il palco. Avete due Grazie. microfoni? Sì, Ecco. uno sta là. Sì. Tranquilli. Allora devo iniziare io. L'anno scorso ho conosciuto quella bellissima persona, quella bellissima donna. Gianni. Mamma mia.
E poi è nata l'amicizia e poi è nata la canzone che si chiama L'amore è uno solo, che parla di l'amore tra di noi, tra i popoli, tra i due paesi, perché siamo vicini e dobbiamo vivere in amore, va bene? Va bene, Grazie. abbiamo riassunto tutto. Ko človek do človeka išče pot. V glavi ni več mej in gre posod. Le smer je ena sama, vodi jo srce. Ljubezen se premaga, ljubezen se podre. Uno solo, lo senti scorrere, lo vedi negli sguardi di chi sa vivere. Due mani strette assieme, due voci, un'armonia, mi basta per sentire che credi come me. L'amore è uno solo, ascoltalo se puoi, non sei così diverso da chi lotta come te. Lo spirito ci unisce e porta a credere che l'amore è uno solo anche per te. Ljubezni bova skupaj sanjala. Amore, sogni e passionalità. Naj pesem naj udruži. Amore, sei con me. Vivere insieme io e te. Ljubezen je brezmejna za vse ljudi sveta. Zavedno bova skupaj ljubezni sanjala. Naj pesem naj udruži kot ogenj iz srca. Lepoti in ljubezni za vse ljudi sveta. L'amore è uno solo, ascoltalo se puoi, non sei così diverso da chi lotta come te. Lo spirito ci unisce e porta a credere che l'amore è uno solo anche per te. L'amore è uno solo anche per te. Gianni Riavez. Zuleika Morsuk. Hvala lepa, grazie. Grazie. Gianni Dimmi. Riavez e la splendida Zuleika. Bravissimo, Grazie. grazie, Bella ragazzi. canzone, grazie. Ci avete grazie. dato una grande emozione. Non è Opla. molto radiofonico come pezzo, però lo teniamo in considerazione. Hai capito tutto. Chiediamo però, a Ferrari di fare un remix di questo pezzo. E adesso io, siccome viene premiato il mio direttore di RTL, nonché amico Gigi Tornari, lascio fare questa cosa a te. Ah sì? Sì, Gigi Tornari, RTL 102.5, miglior radio di informazione. Gigi può salire sul palco, ha perso 20 kg, quindi può stare anche con noi. RTL Grandissimo 102.5. Gigi Tornari. Ben trovato, Ah, ci vuole un microfono per il direttore. 24 ore su 24. Un Sempre microfono. in diretta. Allora, per quanto riguarda i premianti, chiamiamo sul palco Federica Seganti e anche il presidente della società velica Barcola Grignano, eccolo qui, Vincenzo Spina, il presidente della Barcolana.
vedo anche con un regalo, adesso lo sveleremo, ma prima di svelare c'era qualcosa, Assessore, che aveva piacere di... Devo dire qualcosa? Non lo so, se ha piacere di dire qualcosa in sua discolpa, qualsiasi cosa, non Ho schiaffeggiate. combinato qualcosa di male? Ho fatto Assolutamente qualcosa che no, non dovevo? anzi, meno male. Senza l'assessore tutto questo questa sera non ci sarebbe assolutamente stato. Passiamo alle motivazioni. Sì, passiamo alle E poi motivazioni. sentiremo se anche il Presidente Spina ha da enunciare, dire qualcosa. No, sì, È qualcosina lo diremo. stanchissimo, è mesi che certo, prepara ascoltarmi, tutto. voglio ben vedere Adesso se uno non si stanca. È il vento, Motivazioni. è preoccupato. Arriva il vento, è vero? Arriva, ecco, Forse domani anche troppo, arriva. forse Vabbè, anche ma troppo. poi calerà, andrà tutto bene. Visto che stiamo parlando di giornalismo, le motivazioni le faccio leggere a un grande giornalista che lei vorrebbe sicuramente avere in redazione. Sotto l'abile direzione di Luigi Tornari, RDL 102.5 offre ogni ora un'informazione snella quanto capillare grazie a una redazione cronaca sport di altissimo livello. Basta così perché sennò è il caso. Sì. La notizia, mi perdoni, so che mi sono giocato una carriera questa sera, lo so. Abbiate pazienza. Avevamo speranza in te, ma... Lo so, se ma mi continui diceva così. Charlie che devo intortarmi un po' tutti. Sì, però un po', poi un va a po', ti finire. creiamo tutte queste opportunità, opportunità, però, tutto. Non so, vabbè, qualcosa alla società velica riusciamo a Sì, trovare per il sottoscritto. Proseguiamo con le motivazioni. La notizia viene fornita in maniera semplice e immediata, priva di interpretazioni quanto completa nell'oggettività dei fatti. Non manca anche l'approfondimento in spazi quali No Stop News e l'Indignato speciale. Oltre a raccontare l'Italia del pallone tra campionato e nazionale, RTL 102.5 è anche l'unica radio privata a fornire costantemente le informazioni sul traffico in collaborazione con la società Autostrade per l'Italia. Punto. Esclamativo. E a tal punto, prima di consegnare la cuffia C'era il d'oro e Presidente che l'orologio, voleva dire c'è il qualcosa. Presidente che voleva consegnare qualcosa. Sì, io oggi parlando con Charlie Gnocchi ho scoperto che vuole comprare casa a Trieste. Sì, è vero. E allora noi pensiamo che Ho 40.000 euro a disposizione. di fare questo regalo Trovo un e buco. una S, non c'era altro, mi spiace. Facciamo vedere cos'è. La maglietta ufficiale ah, della brava, Barcolana, ma vogliamo vederla, apriamola. Sono commosso, sono Charlie, o su via. Io penso fosse un Bisogna contratto indossarla. logico. Eccolo, è un po' timido Charlie, sì. Fosse un Deve farlo preliminare. l'assessore Seganti. Guarda che roba, che testimonial che È troppo abbiamo. bella, guarda, è troppo bella. Quando pulisco in casa me la metto. Bellissima. Distrutta la poesia della Barcolana. Bello, Abbiate bello. Questo colore pietà. vinaccia il prossimo anno potrebbe andare. Allora, ecco, se ne va. Magari abbiamo fatto tacere, poverino, il direttore, ma se aveva... No, preferisce tacere. No, naturalmente volevo ringraziare per questo premio a nome della redazione di RTL 102.5 e a nome dell'editore, naturalmente. A maggior ragione perché quest'anno la redazione di RTL compie 20 anni. Il primo notiziario è andato in onda su RTL 102.5 il 26 agosto del 1991, quindi siamo da poco ventenni. E ci fa molto piacere perché nel 1991 l'informazione nazionale era solo ad appannaggio della RAI e poi insomma, sono nate fortunatamente i network privati. Complimenti, arrivano anche le cuffie d'oro con Doris e Isa, nonché l'orologio ufficiale della Barcolana e di Charlie Gnocchi. Eccoci qua, complimenti ancora. Arriva l'orologio appunto della Barcolana, giallo addirittura. Può andare, direttore? Perfetto. Alla faccia, perfetto. Grazie anche all'assessore Federica Seganti e al presidente Grazie. della società velica Barcola Grignani. Allora, non dimentichiamo che siamo a Trieste, è la città natale di Lelio Luttazzi, è uno a cui tutti noi dobbiamo tanto. Non dimentichiamoci di quelli che hanno iniziato prima di noi. Non dimentichiamoci che lo stesso Marconi fece i primi esperimenti su una barca. Non è un caso che quindi qui a Trieste noi premiamo questi ragazzi simpatici e bravi. Tra questi io voglio bene a uno in particolare perché è diventato dei nostri. Sembrava che fosse inarrivabile per via anche dei ruoli che gli hanno assegnati. Lui alla mattina si fa un mazzo così e ci fa ridere. Alfonso Signorini, vieni.
Microfono. Va bene. Alfonso, io mi sono battuto per questo premio perché con la giuria sembra un premio farlocco e non lo è. Abbiamo discusso dei personaggi nuovi, dei programmi e io sono un grande ascoltatore di radio, non solo della mia ma di tutte le radio. L'entusiasmo che tu metti alla mattina nel tuo programma insieme a Luisella e ai tuoi collaboratori mi ha divertito perché trovo una grande forza, un grande divertimento. Sei un pazzo, sei quasi un No, pazzo. ma io sono pazzo, no, lo so, e ci tengo a essere lo so, pazzo. però la radio ti ha reso merito. Perché la carta stampata non ti si può toccare, la televisione idem, cioè è più difficile, sono più impalpabili. Nella radio io ritengo che Alfonso Signorini faccia un morning show con le contropalle e soprattutto quello che mi ha stupito di lui, e vi dico anche perché tecnicamente mi piace, è la sua costanza nel buon umore. Cioè non c'è mattina in cui lui non si svegli con una dose di professionismo e di buon umore tipica degli anchorman americani. I miei amici, i miei colleghi che fanno la radio e che sono anche direttori, vedi il Viscardi, vedi Tornari, vedi Migliozzi, sanno cosa voglio dire. Vabbè, però posso dirti una cosa, non è faticoso, perché potrebbe sembrare retorico, ma non lo è per quanto mi riguarda, basta amare la vita. Io amo la vita, mi piace vivere e quindi viva l'ottimismo. È perché ci credo, è bello vivere, è la cosa più bella che c'è. E fin qui va tutto bene, ma adesso abbiamo qua va Alberto tutto Radio, su un pezzo ce lo farai, ci canterai un pezzo. Su che cosa? È un pezzo, Alfonso. Che è morto un galin del poulet, è un mio classico del mattino. Che è morto, se volete ve lo canto, se lo devi posso cantare. cantare? Sì, però io direi a cappella così. È la mia specialità. Bravo. Bastardone, Dai, bastardone. a cappella. Quale non lo so, a cappella. Però dai. la conoscono anche a Trieste, Sì, Vieni dai. qua con me, ven chi? No, ma a me sommiga, Allora. sommiga. Che è morto un galin del poulet, che è morto un galin del Ferrari, poulet, remix, col sotto che la è cassa. morto un galin del poulet su una gaina. Basta. Guarda la faccia di Radius, guarda. Vabbè. Alfonso, grazie. Caro Charlie, però a me Grazie. le scarpe non me le hai mica regalate. No, allora i miei testimonial sono Ferrari, Federico appunto. l'olandese volante, ci ho impiegato un anno a fargliele, Morello, penso di aver accalappiato anche Cruciani e Parenzo, Lanni Chiarico, la Benatti gliele sto preparando e Marenco, ma c'ha un ditone del piede che sembra un... La luce valgo di c'ha una- Naomi. Ecco, bravo. Comunque Spero di scherzi a potertele parte, dare. io vi voglio ringraziare perché io faccio, è vero, tante cose, faccio i giornali, faccio la TV, però vi posso garantire che alla radio mi diverto un sacco, cioè proprio se devo dire dove sono più me stesso è alla radio e sono contento di Grazie. poterlo dire. Allora tu ci diverti, anche noi. Premio, chi Allora, premia? intanto invitiamo anche l'assessore Federica Seganti che premierà Alfonso Signorini, ma ci vogliono le motivazioni, giusto? Se ce n'è, se ce n'è. Ci sono. Buonasera assessore. Buonasera. Visto che i tempi di crisi mi fanno fare la valletta su e giù tutto il tempo, non sono insomma, riuscita però, a stare seduta 5 è minuti. ancora una mula di tutto Sì, sì. rispetto. Grazie. Motivazioni. Personaggio eclettico, grandissimo comunicatore ed esperto d'immagine, si è umilmente prestato al duro compito dell'intrattenitore stile morning showman, riuscendo ad azzeccare perfettamente la sveglia con il buon umore tipico degli acclamati anchorman statunitensi. Coadiuvato da una straordinaria Luisella Berrino, ha saputo cogliere gli spunti positivi di una conduzione di coppia. Grazie, mamma mia. A questo E punto quindi- mi devo aspettare la sola da qualche parte. E quindi adesso arriva anche il quindi- premio, perché l'importante è Chi lo partecipare, porta? ma ancora più importante è ritirarlo. Beh, Ma lo scusa, porta un Doris. tronista non me lo potevi dare? Charlie, Proprio due vallette. devi prendertela con Charlie, organizza Vabbè. tutto lui. Allora, assessore, la Grazie, cuffia che meraviglia. ad Alfonso Signorini, eccolo qua. Grazie mille. Mentre davvero. Isa porgerà l'orologio, anche questo un gentile omaggio e ricordo di questa presenza alla Barcolana 2011. Grazie a tutti, buonasera. Alfonso Signorini, complimenti. Grazie anche all'assessore Federica Seganti. Grazie.
Adesso anche qua ho avuto molte difficoltà in giuria, però da 20 anni quel faccione, quel nasone di Roberto Ferrari ci fa ridere. E chi sa apprezzare l'ironia di Ferrari di Ciao Belli ammette che nel varietà un po' tradizionale italiano, con i personaggi di tutti i suoi imitatori e di tutti gli altri, il buon Roberto è un cult. Ciao Belli, radio DJ. Vieni Robby. Ciao. Roberto Ferrari è un amico, non è facile perché comunque si concede poco alle telecamere. Ha problemi di parrucchiere, di problemi di naso, quelli sì li ho sempre avuti. Però nessuno il parrucchiere può, però non è che anche tu nessuno sei messo può, bene. Sì, nessuno può dire che Sì. Ciao Belli non fa ridere. Chi è contrario a questo premio No, a beh. Ferrari si faccia avanti. Cioè, facciamo Adesso veramente... tutti fanno un passo avanti, io vengo fregato perché sono No, l'unico. no, sei bravo. No, tra le altre cose, ovviamente questo premio lo ritiro io, ma lo ritiro a nome di tutto il gruppo di Ecco, Ciao diciamolo, Belli, diciamo. DJ Angelo, Nicola Savino, Albertino, Claudio Lauretta, insomma tanti altri personaggi che sono dietro le quinte del programma, ma che ovviamente danno le voci. Senti, però sono geloso perché tu hai dato le scarpe a tutti, Te hai le ho fatto le scarpe a portate, tutti, Roberto, continui a te le ho chiamarmi, fatte. dimmi Solo che il che 38, numero hai il e 38 non me da le dai uomo mai. non lo facciamo ancora noi. Vabbè. C'è un piede che è inguardabile. È un piede da donna, lo so. Roberto Ferrari E poi sono d'accordo con Alfonso perché chi ama la vita, chi la prende tutti i giorni ridendo, non fa altro che viverla nel migliore dei modi. Complimenti. Va, pensa, va, pensa, va. fa un programma comico ma qua è patetico. Allora Ferrari premiato da chi? Premiato da chi? È Da una donna. Anzi, da tre una donne donna. facciamo prima, scusa. Allora Come Matteo Matteo? Tognon Che di caspita, Modì fino adesso. è il tuo fan, il ristorante che ci ospiterà dopo è Ah, un ok. tuo fan. Vieni Matteo. C'è un fan dove devo Vieni anche qua. pagare, poi grande dopo c'è- cuoco, grazie Matteo. Vai Matteo. Grazie caro. Dillo, cosa No, volevi aspetta, dire? devo chiedere la tinta dei capelli all'olandese. No, perché sei così da quando ti conosco. È Scusate, impossibile. no. Scusate, noi abbiamo pagato il parrucchiere a uno solo qua, Sì. perché non avevamo trucco e parrucco. Certo. Vi faccio vedere a chi. Non può essere Alfonso. No, vi faccio vedere. Giusto, non No, può no, essere. no, taci un attimo. Vi Ok, faccio... ok. No. Vi faccio vedere a chi noi siamo in grado di comprare lo shampoo e di fare i capelli. Ok. Vabbè. Per un attimo ho pensato anche a Marenco, perché prima Marenco aveva già un inizio di bora nei capelli. Cioè. Siamo andati al Grande. discount, cioè non è che abbiamo fatto grandi cose, però sono i suoi, È l'ideale Non per un una programma dove parrucca. si parla di Radius. No? Poi un'altra cosa, adesso questa è una domanda per vedere se siete anche un pubblico perspicace. Perché abbiamo chiamato questo musicista per questa serata? È facile, dai. Radius, scusami, Bravo, ci Ferrari, mancherebbe bravo, altro. bravo. Sì. Grazie. Adesso Radius. Radius, non Cioè, può dire. Grazie. Trovamene uno per la TV poi. Grazie. Cosa vuoi fare ancora? Per me? Ah, scusa. Vuole parlare anche? No, c'è una cosa bellissima che non ho portato, la porterò il prossimo anno. C'ho la maglietta di Radio Milano International quando all'inizio, al terzo o al quarto piano di un palazzo milanese, c'era l'olandese e Piero Cozzi. Sì. Roba di... E hanno fatto Voitila Disco Dance. Cioè, io Sai lo so. che io ho il 45 Davvero? giri su a casa. Sì, anch'io ce l'ho. Caspita, Voitila Disco fantastico. Dance che a momenti lo denunciano in tutto il 1980, mondo. giusto? Accomodati un attimo perché non era previsto questo tuo intervento, ma è stato esilarante. Ascolta un attimo, premiamo Roberto. Però senti, tu mi fai premiare da lui, cioè vuoi dire che ho Ci un sono futuro tre belle con lui? ragazze, puoi anche scegliere. No, però dico lui ho un futuro con lui, cioè nel senso... è il nostro mettiamola ristoratore. così. Il Ma ci nostro mancherebbe ristoratore. un piacere, grazie mille. Questo lo ritiro ovviamente a nome di tutto il gruppo di Ciao Belli, Sì, grazie. sì. Aspetta, stai qua. Funziona, Pensalo, pensavo fossero di plastica. Scusa, Vediamo se funziona. Scusa, Funziona. Zita, non l'abbiamo mai fatto. Però ci abbiamo questa valletta che vorrebbe lanciarsi nel difficile mondo dello spettacolo. Zita, te sappiamo che sei brava e ci becchi sempre con i DJ. Questa valletta parli è con me. nuova, è stata anche con Mammucari, non l'hanno mai fatta parlare e vuole finalmente avere una piccola chance. Con Mammucari è difficile parlare. Per Ferrari, tanto lui si accontenta di tutto. Grazie. Buonasera a tutti, buona serata, grazie. Beh, complimenti. No, Senta, devi leggere qua. Vabbè. c'è una motivazione Noi ce lunga. l'abbiamo messa tutta, grazie, accomodati. Zitta, vieni, ritorna al tuo posto.
No, ma evidentemente brava a fare altre cose. Tu vedi, lasci la strada vecchia per la nuova. Vedi Ti ho cosa voluto, ti ho voluto. Nomen, omen, vai. Lo diciamo così velocemente. Non mi da confondere anni- per Cecchetto adesso però, eh? No, no. Ah, perché prima mi confuso, L'impegno, perché- c'è scritto sì. È che prima mi ha sbagliato le righe. Ah, ok. non è colpa E quando mia. sbagli una riga si sa che insomma... Dai, zitta, Allora, dai. da anni con No, il nel fido senso- DJ Angelo di vari imitatori ed autori, tra i quali ricordiamo il mitico Nicola Savino. Certo. Roberto Ferrari ci fa ridere al passo coi tempi e senza barriere. E anche Ciao, senza belli. sentirlo, anche guardandolo faccio ridere. ovviamente. No, questa nessuno fa niente. Ridete forte. che Tanto di contento. battute buone non ne hai mai avute. No, ma infatti, non ci cioè. riesci neanche a capire il tuo enorme Ma non si successo. sa come Ce la va. possiamo fare. Ciao belli, un programma leggero e scanzonato quanto sapiente e calcolato. Non dire niente adesso. Ma ci perché sennò mancherebbe poi- altro. Non mi Ok. rovino questa bella cosa che hai appena detto. Con personaggi vincenti che immediatamente diventano tormentoni, complice, una regia tecnica attentissima così come la scelta musicale. Va bene? Non posso applaudire perché ho le mani C'è impegnate. troppe cose in mano. Però ti bacerei, Dai, anzi, ti dai, bacio. dai. Grazie Roberto. Grazie, Arriviamo Charlie. Scendi di alla qua. fine. Siamo quasi alla fine. Allora, il miglior programma radiofonico, sono un loro fan, non gliel'ho mai nascosto. È un programma politico, è un programma scorretto, è un programma che viene fatto e diffuso da una radio della Confindustria, Radio 24. Loro sono in due, il conduttore è uno, l'altro è co-conduttore ma sembra un po' una spalla, ma in realtà serve tantissimo, è la Zanzara di Beppe Cruciani e il mitico Parenzo. Venite su ragazzi. Ecco, aia, mamma mia, che è un assalto. Allora, se abbiamo il microfono, David. Viva la radio! Evviva la radio, sì, ci mancherebbe la Zanzara. Avremmo, non ti fa parlare. Chi balla? Parenzo, balla. Vuoi ballare? Sì, sì, devi soffiarci dentro, parlarci. No, devi sapere che la mia più grande soddisfazione è aver trasformato una persona che sembrava essere una persona seria. No? Sembrava. No, Lo dice aveva una lui. carriera agli inizi, è molto Sì. più giovane di me. Secondo te quanti anni ha lui? Cioè, Perché la fai a me la quanti anni ha, domanda? secondo te? Quanti anni- Quanti anni ha secondo voi? Quanti anni ha? Beh, giovane, no? Cioè, Quindi- tra me e lui chi è più giovane? Aia. Beh, già questo silenzio è Aia. Io, ditelo io, ho 10 anni più di lui. 10 più di lui. 35 Ho contro trasformato 45. questo personaggio che sembrava essere serio all'inizio di una carriera sfolgorante in un cialtrone spaventoso. Ma non è così, è l'anima che c'è dentro di me. Io ero davvero cialtrone e grazie a Cruciani ho tirato fuori la cialtronaggine che è in me. Quindi Vabbè, ne scusami, sono grato. Signor Cruciani, io dovrei leggerle le motivazioni, poi ci sarà Chi è che ha inventato le motivazioni? Le motivazioni sono qualcosa importanti. da abolire le Sei tu, motivazioni. Magari sai, te no? le legge qualche sei stato tu, persona, qualche personaggio Cosa per dire? Chi le particolare. ha scritte? No, da Allora, cancellare. io sono un loro fan, le ho scritte io, però nessuno mi ha contraddetto in giuria e... No, per le mie, dico. Capito? Quelle Perché di guardi? tutti sono da cancellare. Sì, vabbè, comunque le tue in particolare io le ho scritte, le ho cesellate e sono contento che vengano lette da Andro Mercur. Che è un Sarà vostro- proprio lui? Sarà un vostro collaboratore. Vai Andro. Leggo io? Vai. Sicuro? Vai. E poi arriva l'assessore Federica Seganti a porgere il premio. Lei porge il premio, dai. La Zanzara è l'esempio perfetto di trasmissione ideata bene e riuscita meglio. Scrive qua, non lo penso. Acuta, interattiva con ogni tipo di ascoltatore. Poi lei è il classico catastrofista comunista, insomma. La sua è una visione ragionieristica, occhiuta e retro, tipica della sinistra radicale globalizzante che ha portato al baratro il paese. Ma dai, Cruciani, ma dai! Ma dai! Faccia persona Stai dando a me del catastrofista. Guardi, non Io proseguiamo. odio su tutti questo. gli Dai. indignati, catastrofisti, quelli Ecco, che deve manifestano così, non li sopporto. Comunque, vai. Ecco, vado con le motivazioni, seriamente avanti. La bravura del conduttore, ironico quanto ottimo conoscitore dell'attualità, perfettamente coadiuvato da una spalla imprescindibile come David Parenzo, consente di spettacolarizzare le telefonate in diretta, creando un vero e proprio movimento di attenzione nei confronti del programma. Complimenti e critiche si fondono, questa è poetica, l'ha scritta lui, si fondono e dividono il pubblico in maniera pressoché perfetta ed esaltante, come esaltante il modo di trattare e colpire la politica quando se lo merita. Adesso devi prendermi alla zanzara perché sennò dopo queste motivazioni, ragazzi. Grazie. Però ho scoperto anche un altro personaggio. Cioè, oltre a scoprire un ragazzo che ha un'anima da cialtrone, che è Tipo quello che David Parenzo, che serve, casualmente. che è quello che serve molto alla radio spesso. Ho scoperto uno che potrebbe rubarti il mestiere tranquillamente.
c'è un imitatore. Cioè lui è uno straordinario imitatore. Ma no, in Beh, verità... lui... Dai, fai gli scherzi. mi frega Fai gli perché- scherzi, fai gli Soprattutto perché scherzi. non è un professionista. Per quello è saltato Cioè, il contratto. adesso Io Zaleschi. nasco come giornalista e continuo a fare il giornalista. Nasco. Provo, insomma, Con la a fare grande. questo mestiere. Non è più giornalista da anni, però rischiamo seriamente. Forse non lo sono mai rischiamo seriamente del. Vabbè, che ci dia No, no, una, magari una no, dimostrazione. però Raccontiamo però, come stanno le cose. Rischiamo 12 capi di imputazione. Bene. 12 capi Bello. di perché c'è qualche problema con la magistratura in questo paese, cioè non è solo Berlusconi a pensarlo. Qualche settimana fa il procuratore di Napoli, il dottor Lepore, che è diciamo verso il pensionamento, è un uomo che ha una loquacità piuttosto veloce, parla con tutti i giornalisti lo chiamano, lui ha sempre una dichiarazione da fare, tranne che con noi non ha mai voluto parlare. Allora il direttorissimo signor Cruciani un giorno si inventa lo scherzo, dice adesso lo taniamo noi, lo facciamo chiamare dal finto ministro Bossi. Organizziamo questo piccolo scherzo per cui... Sì, solo che il problema è che l'abbiamo fatto in diretta, dunque poteva dire qualsiasi cosa. Ore 19:15 Ho fatto una cazzata spaventosa, cioè, lo so di aver fatto una cazzata che 12 capi di ho imputazione. rischiato, se avesse detto qualche boiata avremmo passato dei guai secchi. Però vabbè, insomma, va così, c'è una nostra collega che entra alle 19:15 in studio, ritorniamo dalla diretta, zanzara party. Parte la sigletta, la collega, telefoniamo all'Epore, questo risponde, la segretaria dice buonasera, sono la segretaria del ministro Bossi. Dottor Lepore? Ah sì, mi dica, posso passarle il ministro, ha voglia di parlare? E parte la musica di Va Pensiero. Passano 30 secondi e intervengo io. Buonasera dottor Lepore, sono il ministro Bossi, Padania River. Volevo soltanto dirle che il voto che abbiamo fatto su Milanese non è un voto contro il governo, contro Napoli, non è contro i magistrati, è un voto per salvare il governo, perché ci attaccano da tutta Italia, il rating, Standard & Poor's, Mianone e Cariola, tutti che attaccano l'Italia, la globalizzazione, vogliono distruggere il nostro paese. Vabbè, questo comincia... Lui si è messo a tappetino totale. Ah, ministro, grazie per aver chiamato. A quel punto si ficca il coltello del burro. E quindi insisto, leggendo il giornale, dico: ma ho saputo che sono state spostate le carte da Napoli a Roma, ma noi non ci opporremo. E lui dice, dà la notizia dicendo non c'è nessun problema perché tanto torneranno a Napoli. E lì c'è la rivelazione del segreto d'ufficio. David Parenzo, e mentre stavi imitando Bossi c'era e c'è tuttora l'assessore Federica Seganti che ti ascoltava con un certo interesse. Assessore, venga, Seganti se vuole Bossiana, scambiare... era Seganti e Bossiana. No, scusate, vieni Seganti. Allora, insieme alla Seganti anche uno stuolo, le Seganti Girl. Venite anche voi perché loro sono contenti, È un programma di maschioni, venite tutti. Ringraziamo nuovamente Exit Anche tu, Model Tatiana, vieni, perché anche tu. insomma è doveroso, ed ecco i premi, 2 orologi e le cuffie d'oro che Federica Seganti consegnerà ora. Ah, perché l'assessore è della Lega, vero? L'assessore è della Lega. verde, Sì. vero. E adesso attento perché c'ha un oggetto contundente, quale potrebbe anche, attenzione. Manca il verde, dov'è il verde? Padania Libera, Se mi chiama un giorno veramente Vi ho detto che ho scoperto un personaggio nuovo. Giornalista, ma quale giornalista? Abbiamo fatto l'indipendenza del Friuli Venezia Giulia. Sì? È una regione indipendente, autonoma. L'abbiamo sì. fatta noi della Lega. Sì, Solo certo. la Lega l'ha fatta. Ma c'è un nuovo presidente per il Friuli Venezia Giulia, no? Friuli Venezia Giulia c'è questo presidente che si chiama Tondo del PDL. Lo mandiamo via. Sì, Rompiamo la bravo, via. Pulizia. Ma povero presidente. Però è uno di quelli del terremoto, Mettiamo come presidente un ragazzo bravo, giovane, che adesso lo chiamano il Trota, ma è bravo. Lo mandiamo qua. Noi preferiamo i branzini a Trieste che le trote, siamo più per il pesce di mare. Aia, allora andiamo, le premiazioni sono state effettuate, restituiamo. Quindi le restituisci direttamente. Costa. Costa, e quindi vabbè. Io Costa, sono preoccupato devi- perché vedo Charlie con la chitarra. Forse è il caso ci riaccomodiamo Grazie, perché allora, qualcosa un grande bolle. applauso. Un grande Facciamo le cose applauso. seriamente. Un La grandissimo Zanzara, applauso. Giuseppe Grazie, Cruciani, Federica. David Parenzo. Grazie. Complimenti. Grazie.
Una coppia di fatto, eccoli qua. Sì. Possiamo riaccomodarci, grazie. Vabbè, c'è anche l'orologio. L'orologio, un orologio. Uno a testa. Mi Grazie. permettete? Questo lo piglia. Ecco, il rosso. Ecco, dai, non fa finta di non sopportare Rosso, dai. Ciao. Andiamo, dai, Ciao, Cocciani, Giulio. dai. Ciao, Andiamo. Giulio. Dai, Bossi, per favore, dai. Devi abbassare dai, le tasse. dai, ma che tasse, dai. Tagli. Rigore, tagli. Tagli, rigore. Allora, bellissima questa serata, è fantastica. Siccome io mi sono spippato la presentazione di tutti i miei colleghi, loro mi devono concedere una cosa. Io ho scritto una canzone che è anche legata alla serata di questa sera, che vi prego di cantare insieme a me, una canzone molto facile. I cinesi contro la crisi ho comprato dai cinesi. I cinesi contro la crisi, la soluzione sono i cinesi. Quando ci sono i cinesi vado sempre al ristorante e con 2 euro mangio tutte le porcherie che voglio. Anche i miei parenti italiani li ho sostituiti coi parenti cinesi insieme. E cinesi contro la crisi, soluzione sono i cinesi. Mio nonno ha dei problemi di cuore, no? L'abbiamo portato a Milano, al Monzino, 2000 euro di visita. E poi abbiamo dovuto mettere 4 pacemaker, 40.000 euro, più altre 10.000 euro di operazione, totale 50.000 euro. Siamo arrivati a casa, appena visto la ricevuta, gli è venuto un colpo, mio nonno è morto. Mia nonna stava male. Ho detto, nonna, non pensarci. Sono andato a prendere i pacemaker giù dai cinesi. Un pacemaker di cinesi costa solo 300 euro. Però ti danno le pile cinesi. Beh, sta di fatto che mia nonna dopo 2 mesi è morta. Ma vuoi mettere il risparmio? I cinesi contro la crisi, soluzione sono i cinesi. I cinesi. Grazie.